Boh. Aria, cosa fai qua, Aria? Vai. Vieni qua, Aria. Voilà, ciao ragazzi. Allora, questo video lo inizio dal capannone, vedete qua, perché questo spazio qua fra poco tempo sarà riempito dal mais. In pratica tra poco inizierà la trebbiatura del mais, poi noi lo essiccheremo e lo porteremo all'interno di questo capannone qui. All'interno di questo video, allora, innanzitutto andiamo a preparare l'essiccatoio e successivamente veniamo qui all'interno del capannone a preparare lo spazio per immagazzinare il mais. Prendilo. Eccolo qua, bello alto, dietro. Oh. Sì, passa. Vieni. Ecco ragazzi, allora questa è la piazza dove monteremo l'essiccatoio. Allora, prima di installarlo dobbiamo pulire un po' il piazzale, poi dobbiamo riempire il serbatoio dell'essiccatoio e successivamente possiamo installarlo all'interno della piazza. Allora adesso andiamo a prendere la scopa per fare un po' di pulizia. Andiamo a fare il pieno di gasolio. Ok, allora per prima cosa facciamo rifornimento al trattore. Pieno. Ok, adesso stiamo riempiendo il serbatoio dell'essiccatoio. Tutto questo qua. Boh, finito. Bene, allora adesso tutti i serbatoi sono pieni e andiamo a sistemarlo nella piazza di prima che vi dicevo. Vedete, questo è salo per vedere se è in bolla. Bene, alza ancora, alza, ancora un po', ancora un po', ancora, secondo me. Comunque dai, è più o meno giusto. Allora, in pratica dobbiamo assicurarci che il peso non vada sulle gomme ma sulle gambe, queste qui che stiamo abbassando. Quindi dobbiamo assicurarci che una volta abbassato sia in bolla. Uno, no, due. Bene, allora adesso abbiamo messo tutte le gambe alte uguali. Vedete, questa è perfetta. E anche questa qua. Vabbè, forse proprio pochissimo di qua. Ne rilasciare ancora. Proprio poco però. Ma tutti e due. Buona, perfetta. Boh. Bene dai, allora adesso è tutto messo allo stesso livello, quindi il peso non è più sulle gomme, vedete che ruotano, difatti non è più sulle gomme ma su queste gambe qua. Adesso controlliamo anche questa ruota, vedete? E pensate che all'interno verranno messi più di 100 quintali di mais e quindi insomma è importante che sia tutto bene a livello. Allora adesso attacchiamo il cardano. Perfetto. Adesso dobbiamo sistemare le ultime cose.
che sta portando con la pala. Come una guarnizione. Bene dai, allora adesso abbiamo sistemato tutto e proviamo se funziona. Tutto funziona. Funziona bene allora. Ecco, allora adesso qua abbiamo sistemato tutto. Ok ragazzi, allora adesso stiamo tornando al capannone dove appunto è iniziato il video, per andare a preparare il posto in cui andremo a immagazzinare il mais. Eccoci arrivati. Allora, in pratica l'idea è quella di mettere un asse di legno che vada dal muro fino a quel pilastro là. Ok, qui ci sarà tutto mais che vedrete insomma dopo che lo avremo trebbiato ed essiccato. Adesso non perdiamo altro tempo e iniziamo a sistemare qua. Innanzitutto dobbiamo togliere il carro. Adesso c'è da sistemare tutto qua, pulire un pochettino. Prima spaziamo un po'. Oh no! No! Non lo so. Adesso dobbiamo andare là a spostare l'asse per metterla come barriera per il mais. Adesso vi faccio vedere l'asse. Questa qua bisogna spostarla per metterla tra il pilastro e il muro. Ci siamo dovuti fermare un attimo perché in pratica ci sono questi bancali qua che sono troppo pesanti da spostare. Adesso stiamo andando a prendere appunto l'attrezzo per spostarli e poi prendiamo quell'asse lì grande e lo mettiamo qui tra il muro e il pilastro. Eccoci qua, è arrivato. Voilà! Siamo riusciti a tirarla fuori. Adesso dobbiamo sistemare tutto qua. Devo mettere l'asse e ha poca batteria, quindi devo spegnere un attimo.
Ci vediamo dopo. Ok ragazzi, scusate se non ho fatto altre riprese, ma c'è poca batteria e abbiamo tirato fuori l'asse da lì, l'abbiamo messa lì. Adesso ci resta da tagliare questo ferro qua e poi dobbiamo installare bene l'asse fissandola bene. Voilà, ciao ragazzi, allora ho finito, non ho fatto tante riprese perché ho pochissima batteria e adesso vi spiego velocissimamente come abbiamo fatto a fissare le assi là. Adesso vedete, siamo già al tramonto. Allora in pratica abbiamo fatto due buchi, uno qui e uno lì sotto, abbiamo messo due ferri, questi qua vedete. Dopo aver messo anche un asse di rinforzo all'asse principale, allora nella parte superiore abbiamo messo un chiodo e successivamente l'abbiamo storto per tenerla fissata alle due assi, mentre nella parte inferiore abbiamo fatto due buchi nel legno, abbiamo fatto passare un ferro all'interno, vedete questo qua, quello lì, e appunto poi l'abbiamo tirato e l'abbiamo legato bene in modo che stia ben saldo. Successivamente a questa asse qua abbiamo legato quest'altra attraverso dei ferri che abbiamo messo qui sotto e di là. Poi invece per fissare questa parte di qua abbiamo fatto due buchi nel legno e abbiamo fatto passare un ferro legandolo al pilastro. Ecco, adesso come potete vedere è ben saldo tutto, si muove appena. Ma adesso il prossimo passaggio, qui abbiamo fatto un buco nel terreno, abbiamo inserito questo ferro qua che poi verrà fissato attraverso un altro ferro che partirà da là sopra e verrà fino giù, ma quello lo farà il padre domani mattina. Allora adesso è tutto pronto per la trebbiatura, successivamente appunto essiccheremo il mais e lo porteremo all'interno del capannone. Bene dai, allora spero che questo episodio vi sia piaciuto, fatemelo sapere lasciando un like e iscrivendovi al canale e noi ci vediamo alla prossima puntata.